La nave Mare Ionio, ancorata da ore davanti al porto di Lampedusa con 208 persone a bordo soccorso in mare nelle ultime ore, chiede alle autorità italiane l'assegnazione di un porto sicuro di sbarco. Lo segnala la ONG Mediterranea Saving Humans. Scella Melosu, capocommissione della Mare Ionio, ha lanciato un appello in un video pubblicato sui social. Tutte le persone che abbiano a bordo sono stremate, al limite delle loro forze, scappano dai campi di concentramento libici e portano addosso le conseguenze, le violenze, le torture fisiche e psicologiche. Oggi abbiamo provveduto, continua la responsabile della missione di Mediterranea, a fare 2 evacuazioni mediatiche di urgenza per 2 ragazzi che versano in condizioni davvero critiche. Riteniamo quindi da tenere per più di 20 ore dei naufraghi appena salvati in rada a poche miglia dalla costa sia un atteggiamento del tutto inaccettabile. Restano ancora in attesa di un porto di sbarco sicuro pure i 296 sopravvissuti a bordo di un'altra nave, la Geo Barents, che in poche ore ha condotto 3 diverse operazioni di soccorso. Gli ultimi 100 migranti erano a bordo di un barcone sovraffollato e instabile. Intanto nella struttura, a fronte di una capienza di 250 posti, nell'hotspot si trovano attualmente 570 persone. In poco più di 24 ore, sulla più grande delle Pelagie, dopo settimane di tregua dovute alle condizioni cattive del meteo, sono approdati oltre 500 migranti. Tutte le persone che abbiamo a bordo sono stremate, al limite delle loro forze, scappano dai campi di concentramento libici e portano addosso le conseguenze, le violenze e le torture fisiche e psicologiche. Stamattina alle 11 abbiamo provveduto a fare 2 medevac per 2 ragazzi che vertivano veramente in critiche condizioni. Riteniamo che tenere per più di 20 ore dei naufraghi appena salvati in rada a poche miglia dalla costa della terra sia un atteggiamento del tutto inaccettabile e inumano. Abbiamo a bordo dei bambini anche molto piccoli, di pochi mesi di vita. È per questo che chiediamo con la massima urgenza un porto sicuro dove sbarcare nel minor tempo possibile tutte le persone a bordo.